Salve e benvenuti alla prima puntata del documentario Alla scoperta del siciliano. Oggi scopriremo usi e costumi di un branco che vive nel capoluogo dell'isola. Siamo vicini alla tana dell'esemplare più giovane, che ancora sta riposando. Omar, fai piano! Potresti disturbare. Seguitemi. Pensate, quest'indigeno è solito svegliarsi alle prime luci del mattino. Pieruccio, alzati che c'è l'una! Ah, ma perché mi ha fatto su essere cavatanata? E questo chi è? Sherlock Holmes! Da vicino è ancora più interessante. Recenti studi hanno confermato che è la femmina che detiene il potere del branco. Ma che la fila ci punta, se l'approccio non ci piace! Questa, oltre a svolgere le mansioni giornaliere, si preoccuperà di difendere dall'esemplare più anziano il nutrimento della prole, grazie a uno strumento con doppia funzionalità, culinaria e arma d'attacco. Non si fa. Vieni Omar, sento i passi, probabilmente si è alzato. Omar, attento a dove metti i piedi. Stavo dicendo, si è alzato il cucciolo di siciliano. Omar, fai un primo piano. Adesso soddisferai il suo fabbisogno nutrizionale giornaliero. Oh! Ma come che ti mangio tutte queste cose? Il dietologo me l'ha detto, dice che se voglio dimagrire devo fare 5 passi al giorno. Io mi so sallone e recuperare. E dopo aver mangiato colazione, spuntino e pranzo in un unico pasto, il primo pensiero della madre sarà: Stasera chi può mangiare? Non lo so, ma ancora non ho preso il caffè. Ho pure una sigaretta. l'ospitalità è un tratto tipico di questo mammifero. Ma che so, La giornata di questa famiglia continuerà con la femmina capobranco che imperterrita pulirà il nido. Tutte fuori, via! L'esemplare più anziano del sostentamento del branco O funziona il suo gratta e vinci. Bisogna trovare frutti uguali. Sono due. Banana. Era che ci faceva la Macedonia. mentre l'esemplare più giovane di socializzare con i suoi simili. ma lo sai che sono ormai quasi 2 anni che io non lavoro più. Allora vedi di fare un investimento. Lo sai che c'hai ragione. Oh compa, ora ti accompagno all'ospedale e facciamo a metà l'uno con l'assicurazione, eh? Che emozione! Sono stato accettato dal branco. La giornata si concluderà con la lotta tra i componenti del branco per la supremazia territoriale. Ma che c'è la stessa storia, veramente? A me lo mettono te. No, Ora mettono loro. patente, Ora mettono loro che c'è a fare tu. già ci ha abbassato come pacco. Oh, veramente, almeno tu cacco, ci faccio veramente non se ne può più in questa casa. Ma che diventa un zembello? Ora basta, da questo momento in poi, in questa casa comando io! Non so fa. Stabilite le gerarchie, il siciliano inizierà a guardare programmi che arricchiranno il suo bagaglio culturale, rendendolo un esemplare migliore. Sta parlando Barbara D'Orso. Ti ho dato la Ci parola, vediamo alla se prossima ti sei puntata. potuto urlare, direi. Ma che sto caso male? Stai parlando di una cosa.